Cacciari, Tosi, mi metto anch'io per amor di patria e poi ci metto anche tanti altri sindaci importanti, variati, tanti altri avrebbero il dovere morale di fare qualcosa per il Veneto. Un nuovo partito per il Veneto. Nel giorno in cui Monti apre alla possibilità di un governo bis, in cui la polemica dei rimborsi spese ai consiglieri regionali riempie i giornali e infiamma gli animi dei poveri contribuenti, nei giorni degli stati generali della Lega a Torino per ripensare la questione settentrionale, Giancarlo Galan, dagli studi di X News, lancia il suo attuale sogno politico, un partito veneto da cui ripartire. Perché qualcosa di nuovo serve. L'opinione pubblica, il mondo dell'industria, la Chiesa lamentano politici incapaci e corrotti. L'attacco ai ladrocini e sprechi è corale da Prima Repubblica. La questione è diventata morale. Se dovesse permanere uno sflacello di questo genere, io credo che sarebbe un dovere morale per me, ma anche per qualcun altro, giocare una carta che cominci dal Veneto. L'ex governatore immagina un partito nuovo ma con volti già noti, niente improvvisazione. Il cambiamento chiesto da più parti per l'ex ministro non sta nella ricerca anche imbarazzante di uomini nuovi, per lo più inesperti, ma nella trasversalità ed esperienza, anime e pensieri diversi come quelli di Cacciari e Tosi, di Variati o dello stesso Galan, insieme. Insomma, il meglio del Veneto.